Registrazione avviata, buonasera a tutti. Cominciamo la commissione, un punto all'ordine del giorno che riguarda la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso il rifugio del cane Ponzano Veneto e un rinnovo di una convenzione con il comune di Ponzano. Abbiamo letto nella delibera che la legge regionale del Veneto numero 60 del 93 in materia di controllo e prevenzione del randagismo e quindi fa sì che questo ricovero ci sono all'incirca 75 comuni aderenti e quindi da molti anni questo rifugio del cane di Ponzano Veneto è un punto di riferimento a livello interprovinciale per tutti quei comuni la cui competenza sanitaria appartiene alle ASL 1, 2, 3 e 4. Posso dire che è una grande cosa perché ho avuto modo io di trovare un cane abbandonato e quindi in un posto dove non c'è circolazione di auto e a un colpo di telefono all'ASL dopo un'oretta sono arrivati, l'hanno recuperato e l'hanno portato appunto in questo punto di riferimento, in questo canino. Io passo la parola al comandante, il quale spiega quali sono i soldi che il comune di Portogruaro deve intervenire come somma, quali siano, se sono tutti i 75 comuni aderenti. Passo la parola quindi al comandante Poles. Grazie comandante. Grazie Presidente. La delibera che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale riguarda appunto, come diceva il Presidente, il rinnovo della convenzione tra il Comune di Portogruaro e il canile di Ponzano. Come Comune di Portogruaro abbiamo aderito per la prima volta a questa convenzione nel 2021 e la scelta di allora fatta dal Consiglio Comunale si basava su alcuni principi premiali del canile, ovvero sia il fatto di un posto fisso per la custodia degli animali e il fatto che il canile in questione sia gestito direttamente dall'ENPA, dell'Ente Nazionale Protezione Animali, quindi un'associazione che non ha fini di lucro. Perché dicevo costi certi? Perché a differenza del precedente canile dove noi eravamo associati, quello di Villotto, lì avevamo un costo dato da una diaria giornaliera per animale che era custodito, ma poi avevamo l'alea delle spese veterinarie che erano a carico del comune, spese veterinarie che continuavano a lievitare. Tenete presente che molte volte i cani che rimangono in custodia dei canili sono cani anziani, cani che difficilmente trovano adozione. E il canile di Ponzano, che è un canile che, come diceva il Presidente, sta diventando un punto di aggregazione per tante realtà, non solo i comuni della provincia di Treviso, ma i comuni anche della provincia di Venezia, in modo particolare del Veneto orientale, perché dopo Portogruaro si sono associati anche i comuni di Concordia e altri comuni limitrofi a noi. A questo vantaggio abbiamo una diaria per cane che è 2,84 € al giorno più IVA per ogni cane che viene ricoverato in canile e poi abbiamo un costo fisso per la gestione del canile che corrisponde a 18 centesimi per abitante che viene moltiplicato per il numero di abitanti della città. Devo dire 18 centesimi per abitante? Sì. Devo dire che i costi, io ho fatto una tabella riassuntiva dei costi, dimostrano che la scelta operata dal Consiglio Comunale nel 2021 ha comportato un risparmio di spesa di tutto rispetto, perché ci aggiriamo su una spesa nel 2023-2024 di circa 6.000 € all'anno, a fronte di spese come il precedente canile che sono arrivate a sfiorare anche i 30.000, i 39, i 20, erano spese molto più Difatti il canile di Villotta ha un po' di problemi proprio per la tenuta, per le carte contabili, per quella che era la situazione generale, anche da quello che sembra per la difficoltà che trovavano le persone nell'adottare i cani.
L'EMPA garantisce, e anche questo è una cosa da sottolineare, garantisce 4 giornate durante le quali sono 4 giornate alla settimana, compreso un prefestivo e un festivo, minimo 4 ore al giorno, durante i quali il canile è aperto per le adozioni. Il tasso di adozioni del canile di Ponzano è molto alto, associato a un'ottima gestione del canile sanitario, perché il cane, quando viene ritrovato, per i primi 7-10 giorni viene ricoverato nel canile sanitario, che è un canile che dipende direttamente dall'ASL, dove viene microchippato se non al chip, curato e quant'altro. Il canile sanitario si trova a San Anna di Piave, già quella è una buona struttura, perché già in quei giorni abbiamo un tasso di adozione che è significativo. San Donà, sulla strada che si va verso Grassano, Villa Elettra si chiama, il canile sanitario, che da tanti anni è il canile sanitario. Scusa, ma è il numero limitato dei cani, insomma, di cani che possiamo mettere noi. Allora, loro hanno una capienza massima di 240 cani, che però può essere aumentata. Non si arriva mai a finire. Per il comune di Portogallo hanno dato un limite, hanno dato dei termini, loro dicono il comune, il canile è pieno, non possiamo più ospitare. No, non abbiamo mai avuto problemi, devo dirvi anche che negli ultimi anni Ho capito che non abbiamo mai avuto problemi, la domanda era No, non abbiamo un limite, abbiamo avuto una diminuzione sostanziale di cani, perché se voi pensate che andiamo indietro tanto nel tempo, nel 2009 avevamo 52 cani che erano ospitati nel canile, questi sono andati progressivamente diminuendo, adesso siamo sull'ordine dei 3 cani, 2 cani, 1 cane all'anno, cioè si è proprio ridotto in maniera drastica. Esatto, una diminuzione che è dovuta molto anche a un cambio di cultura, di mentalità, quindi una considerazione diversa che la gente ha per gli animali di affezione, giustamente. È cambiato molto anche la normativa, perché il microchip è obbligatorio ormai da anni ed è raro trovare cani che siano completamente sprovvisti di microchip, e diciamo che anche il controllo puntuale che viene fatto sui cani che vengono segnalati come randagi, o meglio liberi di vagare, perché non sono randagi, perché alla fine sono c'è un difetto nella custodia dell'animale. Il controllo che viene fatto e le sanzioni che vengono fatte fa sì che anche questo contribuisca a limitare questo problema che abbiamo. Quindi queste sono le ragioni per le quali viene sottoposta alla vostra attenzione appunto il rinnovo della convenzione con il canile di Ponzano. Che quei numeri così alti, immagina a Portogallo cosa erano derivati? Beh, per i primi anni immagino che fossero derivati anche dal fatto che molti cani non avevano il microchip. I comuni vicini la sera ecco li portavano a Portogallo. Li trasferivano. Quando li trovavano Li trasferivano. Sì, ma anche quando c'erano gli immigrati che erano non le davano un appartamento. Si cerca sempre l'ausilio nel comune. Anche per le la spesa, quando andiamo a fare la posizione di bilancio viene chiesto un impegno di spesa per l'anno di 10.000 euro, un impegno di spesa che si è sempre dimostrato in questi anni capiente, tant'è vero che poi siamo andati in riduzione, perché come vi dicevo la spesa si assesta sui 6.200, 6.000 A novembre fate. E a novembre poi noi storniamo quello che abbiamo risparmiato nel capitolo. Qualche domanda? Se non ci sono domande. Non abbiamo fatto un sondaggio su altri canili, altre cose non propone il mercato. Abbiamo fatto una ricerca sui canili, ma il discriminante sostanziale è stato quello dato da chi gestisce il canile. Il canile di Ponzano è l'unico canile che è gestito dall'Ente Nazionale Protezione Animali. Quindi, come per ipotesi, diciamo in provincia di Venezia non ce l'ha.
Non ha un come canile provincia gestito parlo, da EMPA, e comunque i canili che avevamo visto nella parte del Friuli e nella parte di Venezia presentavano anche altre problematicità collegate soprattutto a costi maggiori e anche a una difficoltà di accogliere i cani, tant'è vero che noi come Comune di Portogruaro per aderire al canile di Ponzano abbiamo dovuto avanzare la nostra candidatura e vedere se, dire quanti cani avevamo e quant'altro, e vedere se ci ammettevano appunto alla condizione. Vi faccio presente, come diceva il Presidente, che è un canile che in questo momento conta 75 comuni che hanno aderito a questa convenzione. È aperto anche al pubblico, mi dicevi, abbastanza frequentemente. Sì, come Proprio dicevamo, per è aperto 4 giorni alla all'azione. settimana. Buonasera. Scusa, per capire è un incarico diretto. Come? Per capire un No, incarico fanno il comune diretto. Noi come Ah, sì. comune. Ah, sì, Non abbiamo sì. fatto una parte. No, si arrangia tutto Ponzano. Noi aderiamo alla No, convenzione col comune capofila. Non abbiamo fatto una pista Sì, per capito. vedere. È come un incarico sì, diretto. No, sì, è una sì. in base. Io così per curiosità avevo dato in internet, non so se sono andati sul randagismo, che è la parte peggiore della faccenda, in Calabria, in Campania per 65.000 cani randagi. Non so se è vero, ma in Veneto, in Friuli zero, cioè in Piemonte già 2.900, in Puglia 70, basta andare in Sicilia e te vedi i cani in giro. Questo è un fatto culturale che effettivamente... L'assessore Bertoncelli sì. e il consigliere Bertoncelli è un fatto anche culturale, è cambiato molto. Assolutamente anche la sì. cultura, quindi questo ci aiuta. Qualche altra richiesta? Sì, perché Ponzano non è proprio più fuori accesa. No. Sì, il trasferimento non è a carico del comune, il trasferimento è a carico del canile sanitario. E vi ripeto, in quei 10 giorni, che poi sono anche abbastanza elastici, nei quali il cane viene tenuto nel canile sanitario, se c'è il proprietario si trova subito, sono 10 giorni, è un termine più che sufficiente. Sì, non ho niente sulla scelta, non ho niente in contrario. Dicevo solo, visto e considerato che siamo in provincia di Venezia, la provincia è molto vasta, pensavo che la provincia di Venezia avesse un canile per la sua, per i suoi comuni. Sì. Andiamo nella provincia di Treviso e va Dei bene. problemi simili a quello di Vilotta. Sì. Un problema simile a quello di Vilotta chiuso. In quegli anni lì era difficile una scelta, non solo i deserti che mi pareva che Sì. i deserti. Non è compito mio entrare sui meriti di gestione dei canili, non mi sento in grado di criticare Viota. Viota ha fatto le sue scelte e avrà i suoi problemi, ma Certo. non sono io certamente che vai a giudicare il canile di Viota. Sta facendo una scelta, sta cambiando, va bene, Certo. ma Certo. ognuno... 2021 abbiamo Sì, capito. ma non certamente qui non vai capire. No, assolutamente. Neanche non me... Vabbè, se non ci sono altre richieste vi ringrazio e chiudiamo la commissione. Va bene. Grazie. 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 non-